Furioso incendio ieri sera in una palazzina di Fontane di Villorba, sfollati i residenti dei 24 appartamenti, ricoverato un anziano di 75 anni intossicato dal fumo, in ospedale anche 2 vigili del fuoco. Un bambino di nemmeno 2 anni è morto nel tardo pomeriggio di ieri all'ospedale di Pieve di Cadore. Il piccolo avrebbe ingoiato un corpo estraneo mentre con il papà era al parco giochi di Codissago. La bambina ucraina annegata nel lago di Revine mentre si attende la data dell'autopsia. Il console onorario sta cercando di far arrivare in Italia il papà della piccola, rimasto a combattere nel suo paese. La tragedia della 28, un mese dalla condanna dell'imprenditore bulgaro che travolse Sara e Jessica. Il capo dello Stato ha telefonato per una seconda volta a papà Alen. Colpo di scena ieri sera in Consiglio Comunale a Mogliano, dove si votava la sfiducia al sindaco. La mozione non è passata, ma l'unica consigliera della Lega si è astenuta andando contro l'indicazione del commissario Boff. Altri 3 probabili casi di febbre del Nilo nella Marca. Si tratta di una 92enne di Salgareda e altre 2 anziane di San Biagio. 3 cagnoline, mamma Mami e le sue 2 cucciole abbandonate in autostrada Cessalto sono state salvate dagli operatori del canile di Ponzano. Ora andranno in adozione. Appello anti-abbandoni dell'ULSS 2. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali il terribile incendio che ieri sera ha interessato una palazzina a Fontane di Villorba. Le prime fiamme alle 20:30 con i vigili del fuoco al lavoro per tutta la notte. Risultato: palazzina inagibile e oltre 50 le persone sfollate. Un anziano di 75 anni residente nell'appartamento da cui sono scaturite le fiamme è ricoverato per una lieve intossicazione, così come un vigile del fuoco. Un altro vigile del fuoco si è sentito male invece per la disidratazione. Ma facciamo il punto con il reportage minuto per minuto del nostro Lucio Zanato. Ero in casa, mi hanno avvisato che c'era un incendio e sono corso fuori. Io sto al primo piano, ma era già divampato da un po' l'incendio sull'attico in alto a destra e basta, sono uscito di corsa e dopo è successo quello che è successo. Spero di rientrare almeno per prendere 2 robe, solo per quello, almeno. Questa è la testimonianza di uno dei residenti della palazzina di via Donatori del Sangue a Fontane di Villorba, devastato dal furioso incendio di ieri sera. Le fiamme sarebbero state innescate dalla cucina di uno delle mansarde, avendo facinesca nell'arredamento completamente in legno. In poco tempo il fuoco ha attaccato anche il tetto ventilato, propagandosi a tutta la copertura del fabbricato. Mi sono fermato perché ne ho uno in proprietà lì sotto e sono l'assicuratore dello stabile. Là sopra c'erano a questo punto gli attici con il tetto ventilato e quello probabilmente ha contribuito al fatto che sia stato molto difficile fermare l'incendio. Situazione difficile per i vigili del fuoco, subito intervenuti con 2 autoscale da Treviso e Venezia, oltre alle autobotti che hanno dovuto ricaricare più volte dalla vicina Piavesella. Difficile e pericolosa quando parte del tetto è crollato. Tra i leggeri intossicati anche un pompiere prontamente soccorso dall'unità del SUEM presente con un'ambulanza. Una lotta con le fiamme che è andata avanti fino a tarda notte, mentre all'esterno i residenti non potevano far altro che assistere alla devastazione delle proprie abitazioni. Nella fuga precipitosa c'è chi è riuscito a portare via anche il proprio cane e il gatto, mentre i pompieri hanno cercato di salvare gli altri animali da compagnia rimasti all'interno delle abitazioni. Oltre una cinquantina le persone che non hanno potuto e che non potranno tornare nella propria abitazione. Per loro pronto l'intervento del sindaco che, informato dell'incendio, ha immediatamente lasciato la giunta per recarsi sul posto. La situazione è che stanno domando l'incendio, hanno evacuato sia il condominio interessato e anche quello a fianco. Ci sono stati 2 intossicati, lievi intossicati, e stiamo attendendo disposizioni dei vigili del fuoco. Io mi sono già mosso e ho trovato l'alloggio. Quanta gente dormirà fuori stanotte? Stiamo parlando intorno alle 10 unità. 10 unità? C'è chi andrà da parenti e chi andrà appunto in hotel dove abbiamo trovato le camere. Tutta la palazzina risulta inagibile? Dobbiamo attendere quello che dice il caposquadra dei vigili del fuoco, perché sembrerebbe di sì. Vediamo se riescono a salvare il piano terra.
Difficile al momento la conta dei danni, che tra appartamenti devastati dalle fiamme o allagati dall'acqua comunque risultano essere ingenti. Solo nelle prossime ore i tecnici stabiliranno se la struttura sia stata compromessa in tutto o in parte dal rogo. Questa è la cronaca, chiamiamola notturna. Oggi sul posto è ritornata la nostra Lina Paronetto. C'è disperazione, sconcerto tra i residenti della palazzina ed è anche ripartito verso mezzogiorno un nuovo focolaio. È circa mezzogiorno quando in via Donatori del Sangue a Fontane i vigili del fuoco ritornano per un nuovo focolaio sul tetto delle palazzine devastate dall'incendio di ieri sera. Le fiamme si alzano ed è necessario usare ancora una volta gli idranti. Ai residenti dei 24 appartamenti è stato consentito in mattinata di accedere alle abitazioni per lo stretto necessario. Ci hanno solo detto che potevamo entrare a prenderci le nostre cose, che la struttura al momento è sicura, però non è abitabile, quindi prendere le cose e basta, andiamo via. Devono venire oggi a mettere la copertura sul tetto, una provvisoria, in modo che se piove non entra acqua e niente. Però gli appartamenti anche con l'acqua, con tutto, a parte il fuoco, dico poi anche. Sì, ci sono tanti che hanno acqua dentro, infiltrazioni. Vi hanno dato una tempistica? No. Un continuo via vai, chi esce con borsoni, valigie, scatoloni, consapevole di dover star via a lungo. Il sindaco Francesco Soligo sul posto anche stamattina dichiarerà l'inagibilità dell'intero complesso. Adesso stiamo cercando di aiutare chi non ha modo di trovare l'alloggio. Sono 2 le persone che sono ospitate nei nostri hotel, mentre tutte le altre si sono arrangiate tra parenti e amici. Stanno portando via le robe personali un po' alla volta, accompagnati dai vigili del fuoco. Al piano terra abitava fino a qualche mese fa l'assicuratore dell'immobile Francesco Ongaro, tuttora proprietario di un appartamento. Con l'attività che svolgo di incendi ne ho visti più di qualcuno. Quando vedi bruciare casa tua e la casa dei tuoi amici, dei tuoi vicini di casa, non è così semplice, è diverso. E quindi in parte ho fatto il mio mestiere e in parte ho cercato di dare una mano come potevo ai miei ex vicini di casa. Fondamentale agire subito, dice, per far sì che i condomini possano essere ristorati per i pesantissimi danni subiti. Io volevo ringraziare tutti i vigili del fuoco che ieri sera con 4 squadre che sono arrivate da tutta la provincia. Un ringraziamento va a tutti i condomini vicini perché hanno portato acqua, sali minerali, perché i vigili erano veramente disidratati. E anche una farmacia del territorio che si è prontamente prestata a portare sali minerali. Questi sì, un grazie per la collaborazione e la solidarietà di tutti i cittadini. Questa quindi la grande solidarietà di Villorba. Ritorniamo al dramma della piccola Maria, la bimba morta annegata a Revinelago nel pomeriggio di mercoledì, mentre la procura continua con gli accertamenti, il consolato si sta muovendo. L'obiettivo è permettere al padre della piccola, che sta combattendo nell'est dell'Ucraina, di rientrare in Italia. Un dramma nel dramma, così lo definisce il console Toson. È una disgrazia che è avvenuta e noi stiamo cercando di aiutare in tutte le maniere la famiglia, per anche il papà che dovrebbe arrivare nel territorio italiano a breve, per cercare di vedere la famiglia, vedere la mamma che è disperata. Quindi in tutte le maniere stiamo cercando nella disperazione aiutare questa famiglia. C'è la disperazione di una mamma e di una nonna chiuse nel loro dolore al collegio San Giuseppe di Vittorio Veneto, e c'è l'angoscia di un padre rimasto in Ucraina a combattere nella zona orientale, quella più bersagliata dai russi. Il consolato onorario ucraino per le 3 Venezie si è attivato immediatamente dopo la tragedia costata la vita alla piccola Maria Markovetska, la bimba di 7 anni annegata mercoledì pomeriggio a Revinelago, dove si trovava in gita con il Grest. Portare in Italia il padre di Maria non sarà un'impresa facile. È impegnato al fronte e nella difficoltà della situazione stiamo cercando di fare il possibile per poter permettere il suo arrivo e la sua uscita dal territorio ucraino, anche perché i maschi e gli adulti sono limitati nei loro movimenti e nel loro poter
uscire dal territorio ucraino. Intanto i carabinieri della compagnia di Vittorio Veneto stanno procedendo con tutti gli approfondimenti del caso, coordinati dalla Procura della Repubblica, che al momento ipotizza i reati di omicidio colposo e omessa vigilanza. Nessun nome sarebbe stato ancora iscritto nel registro degli indagati. Gli inquirenti si stanno muovendo con la massima riservatezza e cautela. Bisogna ricostruire gli ultimi minuti di vita della bambina. Il dramma personale di una famiglia e il dramma di un intero popolo. Il console ricorda l'opera della fondazione Hope Ukraine. Noi abbiamo attivato una fondazione che è stata creata per l'emergenza ucraina, che si chiama Hope Ucraina, per cercare di creare una raccolta e un supporto insomma, a livello della famiglia per un po' di speranza, un po' di aiuto. Al meglio si sta cercando di fare quello che è possibile per cercare di alleviare la disgrazia. La tragedia dell'A28, dove morirono le cugine Sara e Jessica, un mese dalla sentenza di condanna nei confronti dell'imprenditore bulgaro che le aveva travolte, era alla fine di gennaio. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha chiamato per la seconda volta il papà di Jessica, Alain. Ieri pomeriggio, verso le 16:30, mi ha richiamato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E niente, una chiamata che sinceramente mi aspettavo, però non così presto. Un po' se lo aspettava e un po' ci sperava Alain Fragasso. In quel gesto di umanità che lo ha avvolto per la seconda volta in pochi mesi è arrivato dalla massima carica dello Stato. A Mattarella papà Alain aveva rivolto un primo appello per avere giustizia all'indomani della tragedia dell'A28, dove morirono la figlia Jessica e la nipote Sara Rizzotto, travolte nella loro auto dal SUV guidato dal 61enne Dimitre Traikov. Per quei fatti l'imprenditore bulgaro è stato poi condannato poco più di un mese fa a 7 anni di reclusione dal GUP di Pordenone per omicidio stradale e omissione di soccorso. La prima volta che ci siamo sentiti mi aveva chiesto personalmente di informarlo alla sentenza e io gli ho mandato un'email, ho chiamato il Quirinale, ho parlato con la sua segretaria che mi ha detto che mi avrebbe fatto chiamare dal Presidente e in effetti così è stato. Mattarella, che racconta Alain, si è impegnato a promuovere nelle sedi istituzionali azioni mirate per la sicurezza stradale. Ha letto la sentenza che anche purtroppo è bassa, però le leggi sono questi e infatti mi ha detto che cercheranno di lavorare, di migliorare le leggi perché sennò... È questo che cercano di fare. Un impegno preciso, quello del Capo dello Stato, in una telefonata arrivata nel momento giusto e dai toni tutt'altro che formali. La prima cosa che mi ha chiesto come stavamo io e mia moglie e i miei parenti. Soprattutto adesso in questo periodo che siamo un po' stanchi mentalmente, un po' giù di morale, è arrivata giusto per tirarmi su un po' almeno e anche la prima volta nello stesso periodo mi è arrivata la telefonata, quindi è un segno del destino, qualcosa di positivo. Raffica di incidenti oggi nella Marca Trevigiana, stamattina a Gorgo al Monticano, via Serenissima, un camion che stava effettuando la manovra per entrare in una ditta non si è accorto di una moto che sopraggiungeva il Centauro, un 32enne moldavo non è riuscito a evitare l'impatto ed è caduto a terra, è rimasto ferito, ma per fortuna le sue condizioni non sono gravi. Il soccorso è stato trasportato all'ospedale di Oderzo. E altro schianto sempre stamattina a Resana, il personale del SUEM 118 era partito da Castelfranco in codice rosso, ma fortunatamente una volta arrivati sul posto le condizioni dei feriti, un uomo e una donna, sono apparse meno gravi del previsto. Sono stati trasportati entrambi all'ospedale di Castelfranco. E nel pomeriggio a Motta di Livenza, in via Pordenone, scontro fra due auto per un sorpasso azzardato. Una delle vetture è finita nel fossato, feriti 2 conducenti in modo non grave. Entrambi sono stati portati all'ospedale di Oderzo. Adesso la pagina della politica in vista delle elezioni del 25 settembre. Le segreterie di partito sono in pressing su sindaci e amministratori del territorio per predisporre le liste. Contattato, ma non dice da chi, anche il sindaco di Farra di Soligo, Perencin.
Qualche sirena c'è stata, però insomma, i sindaci tornano sempre fuori nel momento in cui c'è bisogno di portare il consenso, ma del resto se ci pensiamo, la politica a livello più alto, quanto distante poi è anche dai cittadini. Mattia Perincin, sindaco 36enne di Fara di Soligo, le chiama sirene, confermando di fatto di essere stato contattato per la formazione delle liste. Non dice da chi, anche se il suo ambito è quello del centrodestra. Perincin, come tanti amministratori, non ha tessere di partito, ma un'area di riferimento. Chi un partito ce l'ha è Deborah Varaschin, assessora a Montebelluna e papabile per Forza Italia. Lei minimizza, ma anche in questo caso è una conferma. I nomi si fanno, ma insomma bisogna anche essere realisti. Credo che i rappresentanti delle amministrazioni siano quelli che, lavorando nel territorio, più conoscono le dinamiche dello stesso territorio, le problematiche, e che probabilmente possono dare di più o contribuire di più allo stesso territorio una volta eletti a Roma. E dalla giunta di Montebelluna potrebbe arrivare anche un altro nome di peso, quello di Claudio Borgia, ben quotato in Fratelli d'Italia. Sul fronte Dem il nome che circola con insistenza è quello di Laura Puppato, che di Montebelluna è stata sindaco per 2 mandati. Di certo tutti i partiti in questa fase stanno guardando ai territori. I tempi sono stretti, ma siamo già al lavoro, sia per far partire la nostra macchina organizzativa e dei volontari che lavoreranno durante questa campagna elettorale anche nel mese di agosto e settembre, sia per scegliere, come lei ha ricordato, le candidature. Però, insomma, la cosa principale in questo momento è parlare dei nostri programmi. E sui territori si stanno mobilitando anche le forze del patto repubblicano Azione e Più Europa. L'obiettivo è coinvolgere la società civile a supporto della cosiddetta agenda Draghi. A Verona abbiamo visto come i sindaci civici e le liste civiche siano state grandi serbatoi di voti, però è anche importante che la politica alzi la testa, e noi un po' l'abbiamo messa anche alta l'asta, nel senso che insieme ad Azione e Calenda abbiamo proposto non solo l'agenda Draghi, ma noi riproponiamo il nome di Mario Draghi come futuro premier. Dalla politica nazionale a quella dei territori, soprattutto le questioni della pubblica amministrazione, ma appunto ci aggiorna dal Palazzo dei 300, sede del Consiglio Comunale di Treviso, Lucio Zanato, dopo quella che può essere definita, Lucio, una vera e propria maratona del Consiglio Comunale di Treviso. A te la linea, Lucio. Grazie Cristian, sì, hai detto giusto, hai detto bene, una maratona di 2 giorni di questo Consiglio Comunale prima di quella che potremmo definire la pausa estiva. In questo Consiglio Comunale, in questi 2 giorni, diciamo i temi forti sono stati da una parte il piano della cementificazione, come l'ha chiamata l'opposizione, o il piano, diciamo così, di intervento per quanto riguarda le nuove aree edificatorie, e lì già ieri c'è stata un po' di frizione con il sindaco Conte, che dice da una parte noi abbiamo permesso, diciamo, ulteriori espansioni di metro cubo di cemento per ampliamenti di famiglie, di figli e quant'altro, mentre la passata amministrazione aveva decuplicato rispetto a quello che abbiamo fatto noi le possibilità di costruire. L'opposizione ovviamente ha criticato tutto questo. Invece oggi l'altro punto, diciamo così, forte all'ordine del giorno è stato il bilancio, un bilancio che si chiude in pareggio, anche se va registrato un disavanzo a fronte di un bilancio complessivo di 100 milioni di euro. Questo è il bilancio del Comune di Treviso. Ci sono stati minori entrate per 6 milioni di euro e maggiori costi, questi dovuti all'energia, per ben 3 milioni di euro, quindi 10 milioni di euro in tutto. Il 10% del bilancio in questo momento appunto risulta in disavanzo, cioè non è in maggiori uscite rispetto alle entrate. E questo è stato un segnale importante, ha ribadito il sindaco Conte nel corso di questa seduta, proprio perché è il segnale di quello che ci capiterà da settembre in poi. In effetti l'appello più sentito, più importante, l'appello che è stato recepito da tutti ovviamente i consiglieri, è che a settembre sarà un settembre, lui stesso l'ha ammesso, il sindaco, sarà un settembre di lacrime e sangue, perché se il Comune di Treviso è riuscito a chiudere il bilancio, ci sono molti altri comuni, come ha citato ad esempio Milano, giusto per fare un esempio, che il bilancio non riescono a chiuderlo proprio perché
le maggiori uscite, soprattutto per i costi energetici, e le minori entrate per quanto riguarda le contrazioni, diciamo così, da parte di Roma e non solo, portano notevoli problemi ai bilanci delle amministrazioni comunali. Quindi il secondo punto del giorno è stato il futuro del polo museale, quindi con l'affidamento a un partenariato pubblico-privato, con l'assessore Preti che ha ribadito l'idea di poter creare una sorta di break-even per quanto riguarda la gestione dei nostri musei, ovvero quello che si introita tra biglietto e altri gadget deve andare a pagare i costi di gestione, e le opposizioni che dicono sarà una cosa abbastanza difficile, e comunque se dovesse essere così la testa deve comunque rimanere al Comune di Treviso. Più o meno questi sono stati gli argomenti di questi 2 giorni, che a questo punto, come vedete, è terminata qualche minuto fa. Io sto parlando dall'esterno del Palazzo di Trecento. L'ultima notizia che ti do, se hai delle domande ovviamente, l'ultima notizia che vi do è che qui a Treviso, dopo tanto tempo, in questo momento sta reiniziando a piovere. Se non hai domande ti restituisco la linea allo studio. Questo è già un aggiornamento molto importante, Lucio. Grazie davvero, buon lavoro e buona serata anche a te. E a proposito di vita pubblica, di vita amministrativa, c'è stato un colpo di scena ieri sera in Consiglio Comunale a Mogliano Veneto, dove si votava la mozione di sfiducia al sindaco Bortolato presentata dall'opposizione. La mozione non è passata, ma l'unica consigliera della Lega si è astenuta, andando contro l'indicazione del commissario provinciale Boff. La maggioranza assoluta del Consiglio Comunale mi ha confermato la fiducia, e ringrazio i consiglieri che mi hanno rinnovato questa fiducia. Il consigliere Tiziana Eula, l'unico consigliere rimasto della Lega, si è astenuto, e questo è un segnale chiaro dove il partito a livello moglianese non rispetta gli ordini di partito che sono arrivati a livello provinciale dal livello regionale, tant'è che Boff ieri dichiarava sui giornali di questa fiducia nei miei confronti, e lo ringrazio anche di questo. E inoltre il commissario Vallotto, nominato da Stefani, quindi dal regionale, mi aveva rassicurato che non c'erano problemi. Niente sfiducia per Davide Bortolato, che continua ad essere sindaco di Mogliano, ma ieri sera durante il Consiglio Comunale, nel quale si è votata la mozione presentata dalla minoranza, non è mancato il colpo di scena, con l'astensione dell'unica consigliera rimasta in quota Lega, dopo la decisione del sindaco e di 5 consiglieri di lasciare il Carroccio e passare al gruppo misto. E questo nonostante il diktat del partito, che subisce un ulteriore scossone. In questi casi, in passato, ricordo bene, c'erano dei provvedimenti pesanti, come anche l'espulsione. Vedremo cosa succederà. Si vedrà nelle prossime settimane, con una Lega alle prese anche con l'altro terremoto a Nervesa della Battaglia. Certo che quanto accaduto ieri sera a Mogliano potrebbe ancora una volta ridisegnare i rapporti tra il sindaco ed il suo ex partito. Lei nell'animo si sente ancora leghista? Sì, io dentro mi sento ancora leghista assolutamente, e purtroppo non mi sono più riconosciuto in un partito che a livello qui moglianese non mi appoggiava, e anzi impediva il buon svolgimento del programma elettorale, e non mi supportava. Insomma, un vero e proprio rebus politico. Noi adesso andiamo in pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta. Sarà celebrato domani pomeriggio alle 17 nel Duomo di Pieve di Soligo il funerale di Andrea Rossi, il consigliere comunale e segretario della Lega di Pieve di Soligo, spentosi nel pomeriggio di ieri a soli 38 anni in seguito a una malattia. Questa sera sempre in Duomo il rosario, la scomparsa di Ross, che lascia la moglie e i 2 figlioletti in tenera età, ha sconvolto l'intera comunità. Il sindaco Stefano Soldan ha annunciato il lutto cittadino per rendere onore al giovane consigliere. Ancora casi di infezione da West Nile anche nella Marca, sono 2 i casi in corso di accertamento. Il primo segnalato al servizio igiene e sanità pubblica riguarda una 92enne residente a Salgareda, gli altri 2, quindi 3 scusate, riguardano invece una 92enne e una 76enne di San Biagio di Callalta. Tutte e 3 le pazienti che presentavano comorbidità sono state per precauzione ricoverate al Cafoncello di Treviso al fine di ridurre il rischio di focolai
focolai, il Dipartimento di Prevenzione rinnova la raccomandazione a non lasciare contenitori di qualsiasi natura dove possa ristagnare l'acqua. Questo il consiglio principale. E sempre in materia di sanità si sono registrati disagi oggi al Cafoncello di Treviso a causa di un improvviso guasto dell'apparecchiatura. Non è stato possibile eseguire gli esami PET programmati presso la medicina nucleare di Treviso. Il ripristino dell'attrezzatura è previsto per lunedì, quindi gli esami previsti sia in data odierna che lunedì sono stati riprogrammati. Questa un'importante comunicazione di servizio. Parliamo adesso del tempo, temporali nella notte, poi di nuovo la canicola opprimente di queste settimane che non darà tregua almeno fino al 10 di agosto. Così le previsioni per i prossimi giorni del nostro generale Iannicelli. Nelle prossime ore sembrerà che dal punto di vista meteorologico cambi qualcosa. In realtà sarà un'illusione dettata da qualche precipitazione. È evidente sulla carta, vedete questa linea di instabilità, questo impulso vero e proprio di aria più fresca, più umida. Naturalmente, stante le temperature alte, provocherà delle precipitazioni anche abbastanza sparse un po' su tutto il nostro territorio e durante la notte qualche temporale, però dicevo sarà una cosa molto veloce. Però subito dopo ecco pronto l'anticiclone delle Azzorre che associato al solito maledetto, a questo punto dovremmo dire anticiclone di origine africana, comporteranno di nuovo un tipo di tempo stabile, quindi con mancanza di piogge, i sistemi perturbati prossimi scorreranno alti e soprattutto le temperature si porteranno di nuovo gradualmente ma anche velocemente la prossima settimana di nuovo a 36, 37, anche 38 gradi sempre all'ombra. Domani già ci aspettiamo per sabato e per domenica condizioni di cielo sereno, moderata attività di cumulo durante il pomeriggio, qualche fenomeno sui rilievi ma nulla più. Se vogliamo azzardare potremmo dire che questa situazione, cielo di tempo opprimente, ci accompagnerà almeno per i primi 10 giorni di agosto e questo non è positivo. I venti saranno deboli di direzione variabile, un aumento di vento temporaneo durante il temporale di stanotte, per un po' di brezza lungo le coste e questo farà bene a chi potrà usufruire di questa brezza e l'Alta Adriatica è previsto poco mosso, quasi calmo. È tutto. 3 cagnoline, mamma Mami e le sue 2 cucciole abbandonate in autostrada all'altezza di Cessalto sono state salvate dagli operatori del canile dell'ULSS 2 di Ponzano che le hanno recuperate e rimesse in sesto e presto le affideranno alle associazioni che si occupano anche delle eventuali adozioni. Lo fa sapere l'ULSS 2 Marca Trevigiana, stigmatizzando l'abbandono purtroppo in aumento nei mesi estivi. Causa una terribile sofferenza a quello che dovrebbe essere un membro della famiglia ed è un reato contravvenzionale che il nostro ordinamento prevede e punisce, ricordano dall'azienda sanitaria, invitando chi non volesse più tenere il proprio animale da compagnia a trovargli un'altra famiglia o a rivolgersi a chi possa farlo. Insomma, ci sono tanti altri metodi. Adesso andiamo a Belluno. Un bambino di nemmeno 2 anni è morto nel tardo pomeriggio di ieri all'ospedale di Pieve di Cadore. Il piccolo avrebbe ingoiato un corpo estraneo mentre con il papà era al parco giochi di Codissago. Siamo in comune di Longarone. Longarone è sotto shock per la morte di un bambino che avrebbe compiuto 2 anni il prossimo agosto. La tragedia si è consumata ieri dopo pranzo al parco della frazione di Codissago, dove il piccolo stava giocando con i coetanei sotto l'occhio vigile del papà, che d'un tratto si sarebbe accorto che il figlio respirava con difficoltà. Sospettando che il bambino avesse ingerito un corpo estraneo, l'ha caricato in auto per trasportarlo a tutta velocità al pronto soccorso dell'ospedale di Pieve di Cadore, dove è arrivato attorno alle 14 in codice rosso. Le condizioni del piccolo sono apparse subito critiche. I sanitari dell'emergenza hanno preso in carico il bambino e avviato le manovre rianimatorie che purtroppo sono risultate vane. Il bambino è spirato alle 16 lasciando in un dolore che non si può raccontare a parole i giovani genitori, poco più che trentenni, e una comunità intera che non si capacita della disgrazia. Di fronte alla morte di un bambino di 2 anni sicuramente non ci sono parole di estrema vicinanza verso i genitori. È chiaro che è una cosa che ha colpito tutti noi e ci rattrista profondamente.
Le indagini sono svolte dai carabinieri. Sul caso la Procura di Belluno ha aperto un fascicolo e disposto tutti i riscontri di rito. Per l'autopsia è attesa la nomina dell'anatomopatologo che potrebbe essere ufficializzata già nelle prossime ore. L'ULSS di Belluno con il suo personale si è stretta al dolore della famiglia, a cui ha assicurato ogni forma di sostegno necessario. Resistenza a pubblico ufficiale, tentate lesioni personali aggravate dall'uso di un coltello, lesioni personali aggravate nei confronti di agenti di polizia, questi capi di imputazione che gravano su un 27enne italiano arrestato dalle volanti della questura di Belluno. L'intervento dei poliziotti era stato sollecitato a causa di musica ad alto volume in piena notte. L'uomo è stato trovato munito di un lungo coltello in evidente stato di alterazione alcolica. Dopo 40 minuti spesi cercando di convincerlo ad abbassare il volume della musica, ricevendo in cambio anche minacce di morte, il 27enne è stato arrestato e tradotto in casa circondariale a Baldenic. L'arresto è stato convalidato dal GIP e l'uomo è stato sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di firma presso la polizia giudiziaria. La cronaca sindacale, l'occupazione esprime piena soddisfazione per la storica firma del contratto preliminare di cessione di ACC al gruppo Luve Sest. La presidente dell'Associazione degli Industriali Bellunesi, Lorraine Berton, con questo importante investimento di un'impresa bellunese non solo si risolve una crisi aziendale che si protraeva da tempo, ma si dà un segnale di fiducia importantissimo per il futuro di tutta la provincia di Belluno. Il commento all'accordo siglato ieri a Borgo Valbelluna dall'amministratore delegato del gruppo Luve Sest Michele Fagioli e dal commissario straordinario Maurizio Castro, sottolineando come non solo venga salvaguardato un patrimonio industriale di rilievo per il bellunese, gran parte dei posti di lavoro, ma vengano gettate le basi per un futuro di ulteriore crescita e sviluppo grazie a ingenti investimenti che verranno fatti nello stabilimento di Mel e nelle linee produttive. Così dunque la presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, Lorraine Berton. Intanto la provincia di Belluno rinnova il progetto Investi Scuola grazie al fondamentale supporto del Fondo dei Comuni Confinanti e del consorzio BIM. Prezzo unico quindi per l'abbonamento del servizio di trasporto pubblico locale per gli studenti di tutto il territorio. 600 euro di risparmio annuo per ogni studente, 1.300.000 euro circa l'investimento complessivo che dà ossigeno alle famiglie bellunesi. L'impegno del Fondo dei Comuni Confinanti si rinnova anche per il prossimo anno scolastico con il supporto del consorzio BIM per garantire la parità di condizioni ai giovani che si spostano per studio da una parte all'altra della provincia con un abbonamento a prezzo calmierato. Secondo me questo è il provvedimento del fondo fatto insieme alla provincia e al consorzio BIM in particolare quest'anno più importante, perché rende proprio l'idea dell'unità della provincia e credo che sia esattamente quello che ci serve in questa provincia, mettere insieme le risorse in questo caso per agevolare gli studenti. Tutti gli studenti della provincia pagano la stessa cosa. De Menech è un po' il papà di questo progetto che dopo la riforma del 2015 applica di fatto il concetto di area vasta e che in futuro dovrà essere reso strutturale. L'annuncio del rinnovo di Investi Scuola questa mattina in provincia. È un provvedimento unico nel suo genere in Italia, però l'obiettivo, siccome noi dobbiamo vivere sempre di rilanci e di obiettivi, perché non possiamo fermarci, non possiamo morire in questo territorio così difficile con costi molto alti, l'obiettivo è anche quello di andare incontro ai lavoratori e quindi aiutarli nel trasporto. E quindi il prossimo step potrebbe essere il progetto Investi Lavoro per garantire un abbonamento unico ai lavoratori anche con mezzi estremamente green. E il bando sul PNRR, sull'idrogeno, potrebbe riservare alla nostra provincia, una provincia importante che ha la presenza dell'UNESCO, che ha la presenza delle Olimpiadi, anche dei mezzi che vanno ad idrogeno. Abbiamo tutte le carte in regola per farlo. Piscina evacuata e traffico bloccato stamani a Pedavena a causa di una fuga di gas durante i lavori di scavo vicino alla scuola del comune Feltrino. La benna di un escavatore ha rotto un tubo della condotta del gas. Subito il personale del BIM ha provveduto a sospendere l'erogazione del gas mentre in via precauzionale è stata evacuata la vicina piscina ed è stato bloccato il traffico. L'intervento si è protratto per diverse ore. Una storia lunga, fatta di opinioni discordanti, persino tra ministeri. È la storia di Terne, in provincia di Belluno, a cui oggi si è aggiunto un nuovo capitolo.
Terna, una storia ormai ventennale tra corsi e ricorsi. Ora la multinazionale dovrebbe avere tutto pronto per avviare i lavori previsti da Scorzè fino al confine con l'Austria, di cui in provincia di Belluno verrebbero interrati oltre 30 km di percorso. Ma l'associazione Vivaio Dolomiti, che non si oppone all'opera in quanto tale, preannuncia il proprio ricorso al TAR. Noi siamo pronti, partiamo con il ricorso al TAR, vediamo se poi troviamo supporto da altre amministrazioni. La questione riguarda i tralicci alti 60 metri che verrebbero installati per realizzare l'opera, chiedendone invece l'interramento. Il costo lieviterebbe secondo Vivaio Dolomiti di 2-3 volte, secondo Terna di 10. I tralicci impatterebbero su aree di valore ambientale e turistico come quella tra Longarone e Ponte nelle Alpi, piuttosto che la Val Belluna o le colline del Prosecco, passando sopra scuole ed asili come potrebbe avvenire a Limana e Levego. Si fanno invece gli esempi non solo del tratto Dolo-Camin in Veneto, ma anche dei 190 km interrati in Piemonte, piuttosto che del Passo Resia. Non si tratterebbe poi di razionalizzazioni locali, come sosterrebbe Terna, ma di una interconnessione internazionale di ben diversa importanza. Noi ci opponiamo a questo passaggio perché una volta passato il Piave non sarà più possibile ritornare indietro e le comunità che abitano dopo verranno invase da questa mega autostrada di corrente elettrica a cui non siamo assolutamente contrari, ma chiediamo semplicemente che vengano utilizzate le tecnologie in essere che Terna ha usato in altri territori e nello stesso tempo in relazione con quanto detto dal Ministero della Transizione Ecologica, quindi tutela del paesaggio e dell'ambiente in cui viviamo. Non ho altri aggiornamenti da darvi da Belluno e Treviso e quindi tutto anche per questa edizione. Vi lascio alle previsioni del tempo, buon proseguimento di serata. Da oltre 40 anni Bacifrutta c'è per te. La qualità e il risparmio Bacifrutta c'è per te. Selezioniamo il prodotto, Bacifrutta c'è per te. Benvenuti al meteo. Dopo il passaggio perturbato, la pressione atmosferica torna ad aumentare. Sarà un weekend tra sole e locale instabilità. Vediamo il dettaglio di sabato 30 luglio. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento ovunque, il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso. Nel pomeriggio maggiori addensamenti in montagna con occasionali rovesci temporaleschi, in locale estensione anche alle pianure limitrofe. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra 15 e 22 gradi, massime invece comprese tra i 28 e i 33 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso tanto sole e dalle ore pomeridiane non si escludono locali rovesci sui rilievi, in serata tempo più stabile con maggiori schiarite. Temperature minime sui 19-22 gradi, massime intorno ai 27-32 all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui temporanei annuvolamenti al primo mattino, poi sarà decisamente più soleggiato. Temperature minime intorno ai 16-17 gradi, massime sui 31-32 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Da oltre 40 anni Bacifrutta c'è per te. La qualità e il risparmio Bacifrutta c'è per te. Selezioniamo il prodotto, Bacifrutta c'è per te.